buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi delle classi quarta E e quarta D del Sociosanitario del Luzzato che sono qui con noi e buongiorno anche agli amici che ci seguono sui nostri social. Io sono qui in maniera assolutamente casuale, nel senso che la dottoressa Francesca Nadalin, che era la autrice della ricerca che presentiamo, ha avuto un impegno, un contrattempo improvviso e quindi è impossibilitata ad essere presente e la sostituisco per quanto possibile naturalmente. Ringrazio l'ISIS Luzzato e la sua dirigente, la prof. Claudia Antonini, che ci ha ospitato. Siamo infatti nell'aula magna di questo istituto di Portogruaro. Io per introdurre la presentazione di questo report statistico con molti numeri e molte informazioni parto proprio dall'ambiente in cui siamo, e cioè siamo in un istituto superiore di una città del Veneto, Portogruaro, e già in questo istituto superiore più di uno studente su 10 non è italiano, è straniero, e così naturalmente anche le studentesse. Le classi che sono qui presenti, abbiamo fatto prima una prova, una verifica della provenienza e confermano questo dato statistico. Ma se andiamo invece a un istituto comprensivo dove ci sono i ragazzi più piccoli, i bambini delle scuole elementari e medie, no? Che, come si chiamava una volta, troveremo qui all'Istituto Nievo, che copre i comuni di Annone Veneto, Cinto Calamaggiore e Pramaggiore, scopriremo che invece i ragazzi provenienti da paesi non Italia sono 2 ogni 10. E in tutto questo però, quando parliamo di stranieri, non contiamo tutte quelle persone, quei bambini e quei ragazzi che sono diventati italiani, che hanno ottenuto, o i cui genitori hanno ottenuto la cittadinanza italiana pur provenendo da un altro paese. Io sono convinto che nessuno di voi qui presenti, e spero anche chi ci ascolti, usi il termine straniero per definire il proprio compagno di classe. Non viene naturale, non è la visione che noi abbiamo appunto del compagno di classe rumeno, albanese, kosovaro o ghanese o del Marocco. Siamo compagni di classe, ecco. E lo è straniero come definizione giuridica, anche perché diciamo così che la legislazione italiana in materia di cittadinanza per gli stranieri, per quelli che arrivano in Italia e non sono cittadini italiani, è lontana ormai anni luce dalla realtà dei fatti, dalla realtà culturale, dal modo di pensare che hanno soprattutto i giovani. E gli immigrati, quindi le donne immigrate che andiamo ad approfondire oggi in questa ricerca, sono quindi tutt'altro che stranieri, non sono strani e non sono estranei, sono la parte integrante della nostra società, della nostra classe, del nostro istituto, di dove lavoriamo, di dove viviamo. Siamo insieme, punto. Differenze è difficile tali da definire straniero o strano questa persona, non è difficile trovarne. Ecco, lo vedremo ancora meglio adesso esaminando i dati della ricerca che saranno commentati dalla dottoressa Letizia Bertazzon. Buongiorno Letizia, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E Letizia Bertazzon, che io chiamerò Letizia perché ci conosciamo, se mi permettete, è una ricercatrice che ha una ampia competenza in materia di emigrazione e anche di lavoro, quindi è la persona più adatta per ragionare e commentare i dati della ricerca, anche perché il 99% degli stranieri che sono in Italia per lavorare. Quindi questo è il punto, immigrazione e lavoro. Io direi di cominciare a questo punto dalle prime informazioni che abbiamo e il punto è quante sono le donne straniere nel portuguarese. Quando parlo di portuguarese intendo gli 11 comuni che vanno da Caorle, San Michele al Tagliamento sul mare, su fino a
verso nord, verso Gruaro, verso Pramaggiore, verso Cinto Cammaggiore, gli 11 comuni del Portugalese. Quando parliamo di donne, e sentirete parlare di donne, ricordatevi che intendiamo tutte le persone di genere femminile, compresi i neonati e le bambine, quindi non solo le persone adulte, poi magari specificheremo se sarà comprensibile quando parliamo di adulti e quando invece parliamo invece di minori, di bambini o di studenti. Allora, il report ci dice che il 1° gennaio del 2021, quindi poco tempo fa, le donne straniere in questi comuni erano 4.182. Cosa vuol dire? Vuol dire più o meno che il comune di Annone Veneto, se le mettiamo tutte lì, sono pari al comune di Annone Veneto. Quindi uno degli 11 comuni del territorio, del nostro territorio, sarebbe occupato unicamente da donne straniere. E la presenza femminile delle donne tra gli immigrati è sempre stata maggioritaria. È un caso particolare, non è sempre così, ma nel nostro territorio è maggioritaria. Erano il 56% nel 2016, sono il 52% nel 2021, quindi sempre più del 50%. Ecco, questi sono alcuni dati, ma credo che la dottoressa Bertazzon possa aggiungere e commentare qualcosa di più. Prego, Letizia. Sì. Faccio un passo indietro e aggiungo un piccolo inciso, una piccola parentesi alle informazioni, facendo riferimento un po' ai contenuti che ci sono nel report. Noi oggi qui vediamo un po' una presentazione di alcuni dei dati che ci sono all'interno del report, che sono davvero tantissimi. Ne abbiamo selezionati alcuni proprio perché chiaramente non possiamo soffermarci su tutte le informazioni. Tenete presente che comunque è importante avere questo tipo di informazioni perché molto spesso noi abbiamo delle idee un po' distorte della realtà, ci facciamo delle idee rispetto a un fenomeno, rispetto a un tema, magari basate sul sentito dire, magari basate su delle informazioni che recuperiamo qua e là e che non corrispondono però poi alla realtà dei fatti. I dati ci aiutano proprio a farci un'idea corretta di quelle che sono, di come stanno le cose, di quelle che sono le reali caratteristiche di un fenomeno. Per cui usiamo le informazioni come quelle che potete trovare all'interno del report proprio per aiutare a conoscere, ma aiutare a conoscere in un modo corretto i fenomeni. Quindi noi vi proporremo proprio queste domande: quanti sono le donne nel portogruarese, quanti sono i nuovi nati del portoghese, proprio come stimolo per lanciare un po' delle informazioni su alcune delle caratteristiche della presenza straniera femminile in questo territorio. Quando vedete proiettate le domande che lanciano i vari argomenti che noi oggi qui abbiamo selezionato e di cui vi parliamo, provate a dare una risposta e poi magari sentite anche cosa dicono i dati, che cosa ci permettono di dire quei dati dentro la valigia che tiriamo fuori e usiamo per capire come realmente stanno le cose. Quindi provate, quando ci saranno le prossime domande, anche internamente a darvi una risposta rispetto alla vostra conoscenza del fenomeno che tratteremo. Chiudo questa piccola parentesi e naturalmente abbiamo visto qual è la fotografia di oggi della presenza femminile nel territorio del portogruarese, però non è sempre stato questo il numero di riferimento, perché in realtà la presenza delle donne nel territorio del portogruarese è diminuita nel corso degli ultimi anni e è diminuita per diversi motivi. Innanzitutto perché c'è stata una leggera diminuzione di quelli che sono i nuovi ingressi, i nuovi arrivi dall'estero, sia di uomini che di donne straniere, ma è diminuita anche perché nel corso degli anni sono cambiate le motivazioni con cui le persone si spostano da un paese straniero verso l'Italia.
Una volta ci si spostava prevalentemente per motivi di lavoro, per ricongiungimenti familiari. Nel corso degli ultimi anni, proprio perché c'è stato un blocco formale di quelle che sono le possibilità di ingresso per lavoro, chi arriva in Italia arriva soprattutto o per ricongiungimento familiare oppure per motivi umanitari. Questo cambiamento che si è verificato nel corso degli anni ha determinato anche un cambiamento di quelli che sono i protagonisti delle migrazioni e negli ultimi anni sono aumentati un po' di più gli uomini rispetto alle donne. Ecco che allora questa riduzione dei flussi in ingresso delle donne più questo aumento in qualche modo dei flussi diciamo declinati al maschile, perché queste migrazioni di richiedenti asilo prevedono soprattutto una presenza maschile. E inoltre l'altro motivo per cui la presenza di donne nel territorio è diminuita è perché molte di queste, come dicevamo prima in apertura, hanno acquisito la cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana sostanzialmente fa sì che tutte queste donne spariscono dalle nostre statistiche, dall'etichetta di stranieri all'interno delle nostre statistiche e diventano a tutti gli effetti delle cittadine italiane, per cui noi le consideriamo, pur avendo loro un'origine straniera, donne italiane a tutti gli effetti. Quante sono state le acquisizioni di cittadinanza da parte delle donne nel corso degli ultimi anni? Pensate che dal 2002 al 2020 oltre 2000 donne hanno acquisito la cittadinanza italiana. Donne residenti nei comuni del Portogruarese hanno acquisito la cittadinanza italiana. Solo nel 2020, un numero peraltro in diminuzione rispetto agli anni precedenti, le donne che sono diventate italiane sono state 106 rispetto a un totale di 237 acquisizioni di cittadinanza totali che sono avvenute appunto nel corso dell'ultimo anno, fotografato da queste statistiche. Bene. Ecco, questa è una prima fotografia, mi sembra anche molto interessante, no? Del panorama delle donne, tra virgolette, straniere che popolano le nostre comunità, i nostri comuni. E allora, la seconda domanda che ci siamo posti nel report è da dove provengono. Allora, qui però dobbiamo anche qui fare un chiarimento. Il progetto entro il quale rientra questa ricerca si chiama Le valigie di Eva, perché normalmente nella nostra figura di immaginaria l'emigrato è quello con la valigia. Certamente con la valigia c'è anche il turista, no? Quindi, però lo vediamo soprattutto, far valigie vuol dire emigrare. E quindi lo abbiamo chiamato le valigie di Eva, cioè le valigie che porta Eva, la donna, quella per antonomasia, la prima donna. E in effetti però, quando parliamo di dove arrivano queste donne, dobbiamo fare un piccolo chiarimento che è molto importante, proprio alla luce di quello che diceva Letizia prima. E cioè alcune non sono nate all'estero, sono nate in Italia. Sono persone, 2000, no? Ad esempio, che sono nate in Italia, sono nate qui, e che però permangono ancora statisticamente come straniere. Perché? Perché non hanno acquisito la cittadinanza italiana. Da cosa dipende questo fatto? Dipende che sempre con la normativa della legislazione italiana in materia di cittadinanza, anche chi nasce in Italia, chi va a scuola in Italia, chi vive in ambiente italiano deve aspettare di avere la maggiore età, 18 anni, per avere diritto alla cittadinanza. E questo spiega il fatto perché noi diciamo da dove provengono, ma in effetti una parte di queste persone non provengono altro che dall'Italia e la provenienza altro non è che la cittadinanza dei familiari, quella del passaporto, non un arrivo fisico, non c'è un viaggio, nati in ospedale a Portogallo, per intenderci, ok? Allora, cosa dice il report? Dice che il 70% di queste donne, di tutte le età, come dicevamo prima, sono del continente europeo. Quindi quell'Europa del continente che poi si divide in parte in Unione Europea e in parte in paesi europei extra Unione. Ecco, metà e metà. Metà sono
dell'Unione Europea, in particolar modo gruppi importanti sono ad esempio quelli della Romania, no? Che è una parte importantissima della presenza di immigrati nel portoghese, come in tutta Italia. Altri invece provengono da paesi europei, faccio esempio l'Ucraina, che sono invece non dell'Unione Europea. Le donne con cittadinanza africana sono invece 637, il 15% del totale delle donne straniere. Una presenza importante. Quando parlo di Africa intendiamo il continente africano, sapendo che andiamo dal Ghana fino al Marocco, no? Quindi situazioni molto diverse, no? Ma chiamiamoli a livello di continente, è sempre lo stesso continente che è l'Africa. Sono in totale 637. Le donne che provengono dall'Asia, quindi in particolar modo la comunità cinese, no? Sono 320 in totale. Un centinaio provengono dal continente americano, dalle Americhe e naturalmente soprattutto in grandissima parte dall'America Latina, l'America del Sud, quindi il Brasile, la Colombia, il Venezuela, da questi paesi. Le comunità femminili più numerose sono quella, come dicevo prima, della Romania, un quarto di tutte le donne, un quarto delle 4.000 erotte sono cittadine rumene, quindi comunitarie. Poi abbiamo la comunità delle donne albanesi, delle donne del Marocco e delle donne ucraine. Queste sono le principali composizioni numeriche e quantitative, dicevo, di provenienza, ma soprattutto di passaporto, ecco, delle donne immigrate straniere qui nel portoghese. Come lo commentiamo? Allora, diciamo che la situazione rispetto alla presenza femminile è molto variegata se consideriamo i singoli gruppi di cittadinanza presenti nel territorio, e se mediamente tutte le donne presenti nel territorio del portoghese pesano per il 52,2% rispetto al totale degli stranieri residenti, quindi sono la maggioranza degli stranieri, la cosa varia se consideriamo i singoli gruppi di cittadinanze. Perché? Perché ci sono delle cittadinanze dove la presenza delle donne è elevatissima, è assolutamente maggioritaria, quasi la totalità delle presenze, e ci sono invece dei gruppi nazionali in cui la presenza delle donne è molto molto bassa. Se guardiamo per esempio ai paesi di provenienza europei, vediamo che la quota delle donne è molto elevata. La quota delle donne è elevata anche se consideriamo le provenienze sudamericane. Se invece passiamo a considerare altri tipi di cittadinanze, come quelle africane oppure quelle asiatiche, la quota delle donne è invece molto più bassa e prevalgono le presenze maschili. Solo per farvi qualche esempio, nella comunità ucraina, per esempio, parlo sempre delle donne residenti negli 11 paesi del portoghese, l'85% del totale dei residenti ucraini è donna. La stessa cosa, una percentuale superiore al 70%, la riscontriamo anche tra le donne, tra le comunità moldave, tra la comunità polacca e anche tra i brasiliani. Tutte cittadinanze dove parlare di presenza straniera significa parlare soprattutto di donne straniere presenti in questo territorio. Per contro invece ci sono dei paesi invece dove è bassissima, veramente bassa la presenza femminile all'interno delle comunità. Su tutte vi faccio due esempi: l'esempio della Nigeria, dove le donne sono meno di un terzo del totale dei residenti di quel gruppo di connazionali, e anche l'Egitto, che è una comunità piccolina, molto presente in questo territorio, ma connotata soprattutto per un'elevata presenza di uomini. Bene, e parlavamo prima di chi nasce in Italia, no? Ecco, allora è un dato molto interessante. Immagino che anche qualcuno di voi, tra chi ci ascolta e voi che siete qui, siete nati in Italia, no? Ecco, per capirci. E quindi presentiamo alcuni dati molto interessanti. Allora, nel portoghese sono nati stranieri con cittadinanza non italiana
Nel 2002, quindi parliamo di 20 anni fa, qualcuno di voi, anzi la maggior parte di voi non era nemmeno nato, no? Sono nati 50 bambini e bambine. 10 anni dopo, nel 2012, ne sono nati 145 di bambini e bambine straniere. Nel 2020 molti di meno, 84. Ma la cosa interessante è che al di là dell'andamento del numero è cresciuta sempre la percentuale, perché come sappiamo, e poi magari la dottoressa Bertazzoni lo chiarirà meglio, stanno calando i figli degli italiani. E la percentuale è passata dal 6% del totale dei nati, quindi nel 2002 6 nati su 100 erano stranieri, evidentemente i genitori lo erano, no? Nel 2020 16 su 100, quindi vedete che 6, 12, 18 è quasi triplicata la percentuale dei nati stranieri in 20 anni. E quindi il numero indicativo è che nel portoghese sono nati circa 2000 bambini e bambine straniere. Anche qui ricordiamoci sempre che in questo frattempo, in questo periodo, in questo ventennio, cosa è successo? È successo che dei cittadini stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana e quindi i bambini sono nati italiani. Oppure che un italiano o un'italiana ha sposato uno straniero e quindi i bambini sono nati italiani. In effetti il contributo alle nascite delle mamme straniere ancora oggi o che erano precedentemente straniere è molto più elevato di questo 16%, quindi molto più importante dal punto di vista statistico, ma poi anche dal punto di vista sociale, perché sappiamo, e poi lo vedremo meglio, che senza bambini non c'è futuro, o senza giovani. Ecco, cosa possiamo aggiungere, Letizia, su questo aspetto qui così importante? Sì, diciamo che quel 145 nuovi nati nel 2012 è stato il numero di massima dei nuovi nati stranieri in questo territorio, perché da quel momento lì poi il numero dei nuovi nati stranieri è diminuito, è andato via via sempre diminuendo nel corso degli anni. Quindi il fenomeno che noi osserviamo è di un calo anche delle nuove nascite di bambini stranieri. E perché è successo questo? È successo, come dicevo prima, perché anche le donne straniere sono pian piano diminuite, o perché diventate italiane, come diceva adesso Roberto, oppure perché sono diminuite i nuovi arrivi e quindi diciamo si è ristretto quel bacino, diciamo, di riferimento per il quale appunto si potevano registrare appunto le nuove nascite. E a diminuire sono state soprattutto le corti più giovani della popolazione, cioè le classi di età potenzialmente in età riproduttiva, che quindi potevano fare questi figli. E poi l'altro motivo importante per cui anche le nuove nascite dagli stranieri sono diminuite è perché col passare del tempo, quindi anche con l'allungarsi dei percorsi migratori, dei tempi di permanenza nel territorio italiano da parte delle donne straniere, ma in generale delle famiglie straniere, si assimilano in qualche modo i comportamenti della popolazione locale. Ecco che allora anche il numero medio di figli per donna, che inizialmente era molto elevato per le straniere e molto più basso per le italiane, è diminuito nel corso degli anni anche per le straniere. Pensate che oggi per le italiane si possono stimare circa 1,1 figli per donna, quindi poco più di un figlio per donna, e nel caso delle straniere invece siamo a oltre 2 figli per donna. Però pensate che qualche tempo fa questi 2 figli per donna, che mediamente appunto riguardavano le donne straniere, era molto più elevato, si arrivava addirittura quasi a 3, e è un numero molto differente da quello delle italiane. E proprio questo avvicinarsi dei comportamenti fa sì che anche nel caso delle donne straniere il numero dei nuovi nati sia progressivamente diminuito.
Ecco, abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di nuovi arrivi e abbiamo detto che queste persone fanno parte della nostra vita quotidiana, sono la nostra vita quotidiana, a scuola, no? Quando studiamo, all'asilo, al lavoro, quando andiamo fuori al bar, no? O a divertirci, sono persone che fanno parte della nostra comunità, sono la nostra comunità a tutti gli effetti. E a questo punto però parliamo di questa nostra comunità, parliamo di tutti noi. Come va questa comunità? E un punto importante della comunità riguarda la popolazione. Capire come va la popolazione, le dinamiche della popolazione è importante per capire anche il futuro, quello che serve e quello che non servirà. E allora è una materia poco studiata, la demografia, però è una materia sempre più rilevante. Qualche giorno fa, anzi in questi giorni, è uscito un libro di un demografo che ipotizza che sulla base dei dati attuali, dell'andamento attuale, diciamo così, che nei prossimi 50 anni l'Italia potrebbe più o meno estinguersi, nel senso che la popolazione diventerebbe così poca, così numerosamente piccola, da non avere più una consistenza significativa nel contesto mondiale, nel contesto delle altre popolazioni. E allora il report affronta questo tema qua, no? Con alcune informazioni semplici ma molto chiare e, devo dire, molto preoccupanti. Allora, cosa succede? Nel portoghese, ma attenzione, non riguarda solo qui, forse qui più che in altre parti, ma la dinamica è a livello nazionale, ci assomiglia molto, chi più, chi meno, no? Dice che fino al 2008 la popolazione del portoghese degli 11 comuni cresce. Cresce e crescono sia gli italiani e crescono anche gli stranieri. Dal 2009 invece si blocca la crescita degli italiani, che va riducendosi, e continua a crescere invece quella degli stranieri. Nel 2012 siamo al massimo del numero degli abitanti, delle persone che vivono in questi 11 comuni, più di 95.000 persone, in parte italiane, in parte straniere. Poi invece poco dopo, nel 2015, comincia a diminuire la popolazione, compresa quella straniera. Ora sappiamo che la popolazione straniera si modifica anche in base alle acquisizioni della cittadinanza, ma quello che appare molto chiaro è che il numero degli italiani sta crollando, nonostante gli inserimenti dei nuovi italiani. E questo non può essere che un fatto preoccupante, perché oltre a questo, e poi Letizia credo che potrà dire delle cose molto importanti, la popolazione italiana sta anche invecchiando. Quindi meno e più anziani, cioè quelli come me sono destinati a diventare la maggioranza, ma questo crea molti problemi. Chi lavora? Che prospettive ci sono? Quanti saranno le persone tra 30 anni, tra 20 anni? Vi dicevo prima che addirittura si parla di scomparsa, estinzione dell'Italia o degli italiani, che è una cosa che probabilmente dovrebbe preoccupare tutti, noi, ancora più voi, e soprattutto chi poi deve decidere alcune grandi scelte per questo Paese. Letizia. Sì, io riprendo quello che tu hai detto utilizzando questi grafici, non so se già li conoscete. Queste si chiamano le piramidi della popolazione. Le piramidi della popolazione offrono una fotografia della struttura della popolazione in un determinato territorio. Sono 3 grafici distinti, presi in 3 momenti storici diversi, che ci permettono di capire in queste 3 date com'era strutturata la popolazione del portoghese. Come si leggono questi grafici? Sostanzialmente ogni trattino che va a formare queste figure, che lascio a voi interpretare, insomma, come vi sembrano, insomma,
ogni trattino rappresenta quante persone di una determinata classe d'età ci sono in un dato momento nel territorio. Partiamo quindi dalle età più basse nella parte più bassa di questo grafico, e man mano che si sale vuol dire che le persone che ci sono all'interno delle varie classi d'età appunto hanno, diciamo, quella determinata consistenza. Quindi questa si chiama piramide demografica. Perché si chiama piramide demografica? Perché la figura, diciamo, normale che dovrebbe avere è proprio quella di un triangolo, una base molto larga che va a restringersi invece verso l'alto. E questa dovrebbe essere in qualche modo una forma che garantisce la sostenibilità del tempo di una popolazione. Se questa forma a triangolo cambia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E in particolare quello che noi vediamo nel passaggio tra queste varie date che vengono considerate, che sono negli ultimi 20 anni sostanzialmente, è che si assottiglia molto la base, quindi vuol dire che diminuiscono moltissimo le fasce d'età più giovani della popolazione del portoghorese, c'è questa fascia centrale molto ampia che si sposta verso l'alto, e alla fine quella che dovrebbe essere la piramide demografica, della struttura demografica del territorio, diventa una sorta di freccia, se vogliamo, di punta di una freccia, con una base molto molto bassa, ristretta, che tra l'altro ogni anno si restringe sempre di più, e una fascia centrale spostata verso l'alto, sostanzialmente di persone che stanno invecchiando, che va sempre più verso le classi di età più anziane. Cosa vuol dire sostanzialmente questa dinamica e questa fotografia nei vari anni? La popolazione cala, come diceva prima Roberto, ma la popolazione da un lato invecchia, perché abbiamo il grosso della popolazione che si sposta verso le classi d'età più anziane, e diventa sempre meno giovane. Si parla di degiovanimento della popolazione, proprio è un termine che viene utilizzato per indicare il processo con cui una società, diciamo, perde di potenziale, di vivacità, proprio per il venir meno di una classe di giovani, di nuove forze, che potrebbe essere propulsiva per un determinato territorio e per una determinata società. Ecco, questa è la situazione che fotografa oggi la struttura demografica del portoghorese, e, come diceva prima Roberto, è una situazione non particolarmente felice, anche perché difficilmente nel breve periodo le cose potrebbero cambiare, perché se pensate che se i pochi figli che noi oggi registriamo sono, diciamo, i figli di queste fasce, diciamo, che oggi sono ancora abbastanza numerose, chi poi un domani dovrà fare i nuovi figli per ripopolare questa piramide della popolazione saranno ancora meno, saranno ancora, questo insieme, questo bacino, diciamo, di popolazione che dovrà tenere viva questa piramide demografica sarà sempre più ridotto, per cui anche le forze interne, le potenzialità interne della popolazione sono molto molto ridotte. Bene. E abbiamo visto queste donne, queste 4.000 donne straniere, più pensiamo sempre anche a quelle 2.000 che nel frattempo sono diventate italiane e per cui non vengono conteggiate in questi numeri, e abbiamo visto che sono parte integrante della nostra vita nella scuola, l'abbiamo visto per le nascite, no? Perché i bambini li fanno le donne. E ora vediamolo invece sotto l'aspetto del lavoro. Qual è il loro contributo, il loro intervento nel lavoro, nell'economia locale, cioè in quello che ci permette di avere un certo tipo di benessere. Ecco, allora quello che andiamo a vedere, la prima cosa, un dato molto importante, è prendiamo i numeri dei centri per l'impiego, dove si vanno a segnare le assunzioni, no? E questi numeri ci dicono che nel 2021, quindi l'anno scorso, no, sono state assunte in totale presso il Centro per l'Impiego di Portogruaro 2.400 donne straniere. Ora, magari non erano tutte abitanti a Portogruaro, però comunque qui, in questo territorio, in questo Centro per l'Impiego, che corrisponde ai famosi 11 comuni, sono state assunte 2.400 donne straniere.
Di queste 2.400, 1.350 nel turismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente il turismo è la prima attività economica, produttiva, che beneficia del lavoro delle donne straniere, delle donne immigrate. E questo avviene, noi abbiamo avuto anche diversi incontri dove hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni degli albergatori, delle imprese alberghiere, e ci confermavano il fatto che in pratica queste persone straniere, queste donne straniere dai 16 anni in avanti, no, fino ai 40, 50 e così via, stanno sostituendo progressivamente il personale italiano che non è più disponibile a questi lavori stagionali. Ecco quindi che, per capirci, uno dei settori fondamentali dell'economia e del benessere del portoghese, cioè l'attività turistica, con tutto il suo indotto, no? Che occupa una parte fondamentale della produzione e del reddito locale, questa economia, questo settore si avvale in maniera sempre più prevalente del personale femminile straniero. Credo che, se non mi ricordo, eravamo arrivati intorno complessivamente, maschi e femmine, intorno a un 30% addirittura in progressione, in aumento progressivo. Questo è un primo dato. Poi naturalmente ci sono donne straniere che lavorano nella piccola industria, nell'artigianato e anche in parte anche nell'agricoltura. E questo è un dato in crescita. Cioè l'agricoltura, che era un settore che prima stava perdendo occupazione ovunque, si è ripresa anche sotto il profilo occupazionale, e questa occupazione viene offerta dalle donne straniere. Bene, e poi c'è un altro grande settore di lavoro, quello che magari è più conosciuto, che è quello del lavoro domestico, delle colf e delle badanti, delle persone che lavorano nelle nostre case e spesso e volentieri assistono i nostri parenti, i nostri familiari più fragili, anziani o disabili, no? E che sono appunto colf e badanti. Qui il dato dell'impegno delle donne straniere su questa attività è fortissimo. Diciamo così che ogni anno vengono assunte 400 lavoratori domestici. Ora magari l'assunzione può avvenire magari sulla stessa persona 2 volte, perché uno può cambiare anche lavoro su una famiglia, poi smetto durante il corso dell'anno e vengo assunto un altro, per cui risultano 2 assunzioni, però il numero è significativo ed è importante. Bene, anche in questo caso il numero delle lavoratrici domestiche straniere è elevato. L'ultimo dato dice che su 100 sono 66. Ricordiamoci sempre che nelle rimanenti 34 c'è una parte importante di lavoratrici che erano straniere e che hanno acquisito la cittadinanza italiana, mantenendo però l'attività lavorativa come colf o come badante. Ecco, questo è un po' un panorama rapido dei numeri principali sui quali credo che la dottoressa Bertazzon abbia qualcosa da aggiungere di significativo. Sì, innanzitutto, come avete sentito, la presenza delle donne anche nel mercato del lavoro è molto importante, e tenete presente che la maggioranza delle donne che sono presenti anche nel territorio del portoghese è in qualche modo attiva, si dice, nel mercato del lavoro, o perché effettivamente è occupata a un lavoro che sta svolgendo in questo momento, oppure perché è alla ricerca di un lavoro. Anche in quel caso si parla di persone attive che in qualche modo vogliono impegnarsi nel mercato del lavoro. Questo livello di partecipazione nel caso delle donne straniere, a differenza delle donne italiane, è un po' più sbilanciato verso la componente di quelle che sono alla ricerca di un lavoro. La quota delle donne straniere, poi vedremo anche perché, che oggi noi vediamo iscritte al centro per l'impiego e che sono alla ricerca di un'occupazione, è molto elevata. Dicevo che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è molto importante e molto elevata, però anche in questo caso, come dicevo anche rispetto a altre considerazioni in precedenza,
ci sono delle difficoltà, delle differenze tra i diversi gruppi nazionali, perché ci sono delle comunità all'interno delle quali le donne sono quasi nella totalità inserite nel mercato del lavoro, e invece ci sono dei gruppi nazionali dove le donne fanno fatica in qualche modo ad entrare nel mercato del lavoro, e in questi casi le donne rimangono invece più a casa, si occupano più delle incombenze domestiche, delle attività di cura legate alla famiglia, e quindi non svolgono un lavoro salariato. Infatti, se noi guardiamo le donne che rimangono al di fuori del mercato del lavoro, vediamo che tra le donne straniere, gran parte delle donne che non lavorano sono sostanzialmente casalinghe, a parte quelle giovani che stanno studiando, stanno frequentando un percorso di formazione, le altre si dichiarano casalinghe, impegnate quindi nelle attività di cura. Se guardiamo invece le italiane, proprio per quel discorso che facevamo prima sulla conformazione della popolazione, si tratta invece soprattutto di pensionate, perché sono persone con un'età più elevata e quindi si sono ritirate ormai dal mercato del lavoro, hanno concluso la loro esperienza lavorativa. Le donne straniere, che invece sono mediamente più giovani, molto più giovani delle italiane, o lavorano oppure sono impiegate appunto in attività di cura nell'ambito domestico, e questo varia molto a seconda dei gruppi nazionali. Bene, io credo che possiamo concludere con un'ultima domanda e poi concludiamo anche lo streaming e ci fermiamo un attimo per fare due chiacchiere con voi. L'ultima domanda è questa, un approfondimento. Immagino che le professioni svolte da queste donne sono professioni collegate al settore in cui lavorano. La domanda è, ma sono inserite nell'insieme del settore o in alcune fasce del settore? A me i numeri ci dicono che sono inserite soprattutto nelle fasce più basse di lavoro del settore. Io vi faccio notare una cosa, no? Che è difficile trovare una donna straniera, anche laureata, un medico, una matematica, una chimica, che fa la docente, che insegna, oppure che lavora in un ospedale italiano. Questo non è un caso, questo è perché la normativa, la legislazione italiana pone una barriera nella partecipazione al lavoro pubblico delle cittadine straniere, per cui noi ci troviamo di fronte a casi paradossali, che magari in una famiglia dove i componenti della famiglia hanno il diploma della scuola superiore, hanno la domestica che è laureata, no? E questo non è un fenomeno così raro. Questo dimostra una cosa, che ci sono delle barriere, delle limitazioni, spero di averlo detto sufficientemente volte perché sia capito, alla progressiva partecipazione completa delle donne straniere alla società italiana. La donna straniera, e poi lascio la parola alla Letizia, ha due problemi. Lo diceva anche Tina Anselmi in una sua relazione di molti anni fa. Non solo è donna e quindi deve pagare uno scotto, ma è anche straniera e quindi deve pagarne un altro, un doppio scotto. Ecco, bene, con questo credo di aver argomentato un po' presentato un po' questo report. Letizia, completiamo questo discorso sulle professioni? Sì, allora volevo innanzitutto riprendere un po' la fotografia dell'immagine delle qualifiche professionali con cui sono inserite nel mercato del lavoro le donne straniere. Come vedete sono molto sbilanciate o verso le professioni legate alle attività turistiche oppure verso le basse qualifiche. Però dagli studi e dalle analisi che noi facciamo rispetto al mercato del lavoro vediamo anche qualche
spiraglio, diciamo, che fa ben sperare, soprattutto per le giovani generazioni, per le seconde generazioni o per chi ha frequentato e sta facendo dei percorsi di studio qui in Italia, perché vediamo che anche i giovani stranieri pian piano iniziano ad occupare quella parte un po' più elevata, insomma, di figure professionali più qualificate al pari degli italiani, quindi pian piano ci si sta muovendo verso l'alto anche nelle possibilità di occupazione, quindi molte giovani che iniziano ad entrare in quell'ambito delle professioni tecnico-impiegatizie proprio in virtù di competenze particolari che anche il percorso migratorio stesso diciamo, ha dato loro e ha consentito loro di avere appunto delle abilità e delle capacità per collocarsi in una posizione diversa magari rispetto a quella dei genitori. Ciò nonostante, chiudo con una piccola parentesi rispetto alle caratteristiche, una cosa un po' più tecnica, insomma, dell'inserimento occupazionale delle donne in generale oggi nel mercato del lavoro. Diciamo che proprio per questa marcata occupazione nell'ambito del settore turistico, molte hanno dei rapporti di lavoro a tempo determinato e tantissime sono le donne impiegate con un contratto di lavoro stagionale. E poi l'altra cosa che però riguarda in modo trasversale l'occupazione delle donne, non solo le straniere, l'elevata presenza del part-time, l'orario ridotto, che questo è diciamo da un certo punto di vista può essere un aspetto positivo perché permette di conciliare lavoro e famiglia in molti casi in cui c'è la necessità di combinare le necessità di vita, diciamo, della cura in ambito familiare con invece l'attività lavorativa. Però in altri casi questo aspetto può essere negativo perché molte donne sono costrette ad accettare un part-time perché non trovano altro o non hanno altre opportunità di lavoro. Purtroppo nel caso delle donne straniere la quota del part-time è un po' più elevata rispetto a quella delle donne italiane e pensate per esempio nel corso dell'ultimo anno quasi la metà delle nuove assunzioni che sono state fatte a donne straniere ha riguardato un rapporto di lavoro part-time ad orario ridotto. Attenzione, la quota è elevata anche per le donne italiane, però nel caso delle donne straniere questa è particolarmente elevata. Bene, grazie. E chi vuole ricevere una copia del report che è di 30 pagine può inviare una mail alla nostra associazione info@noimigranti.org e faremo in modo che possa riceverla. Ringrazio tutti e arrivederci alle prossime iniziative delle valigie di Eva. Buona giornata.